Restiamo sempre sul tema dell'ambiente. In questi giorni sarà all'attenzione della Giunta regionale il decreto di autorizzazione alla realizzazione di un impianto a biomassa a Lugugnana. Il comune di Portogruaro, esprimendo forte preoccupazione per la realizzazione di un ulteriore impianto di produzione di energia elettrica nel comprensorio portogruarese, ha ritenuto di valutare negativamente il progetto in sede di conferenza dei sindaci. Quale ente direttamente coinvolto e interessato alla tutela del territorio, abbiamo rilevato e posto l'attenzione sul fatto che l'intervento proposto ha un impatto considerevole sull'ambiente rurale circostante, sulle sue peculiarità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio, che risulta ancora integro rispetto agli assetti fondiari. Questo si legge in una nota espressa dall'amministrazione comunale, che aggiunge: il Comune ha espresso parere contrario e le recenti modifiche legislative impongono che, se interviene in sede di conferenza dei servizi un motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute, la questione è rimessa dall'amministrazione precedente. La Regione del Veneto in questo caso ha la deliberazione del Consiglio dei Ministri che si pronuncia entro 60 giorni, ha affermato l'assessore Ivo Simonella. In pratica la palla tornerebbe alla Regione. Se la posizione, le motivazioni e le criticità evidenziate dal Comune non saranno tenute in debita considerazione, il Comune procederà sotto il profilo giuridico amministrativo, presentando ricorso al TAR contro la deliberazione della Giunta regionale. Braccio di ferro dunque, Comune di Portogruaro, Regione Veneto, forse.